sponda nostrani in lingua corta, azione. Senza alcuna prevenzione, ma distinto naturali, noi siamo con il teatro nostrani. Buongiorno e benvenuti nella terza stonda nostrali in cui Tarucone è un invitato oggi, un attore culturale, autore, compositore, cantautore e anche teatrino. Vi presentiamo a Cristoforo Mondoloni. Buongiorno Cristoforo. Saluto a tutti. Buongiorno. Allora, le donne, ci sono le donne, hai visto? Magari il nome, ma non c'è mica la C'è chiesa. stato la folla, quando che c'era Cristoforo Mondoloni. Allora Cristoforo, noi conosciamo appena sa piccola sonda nostrale, e di palesare appena il tuo percorso di radio culturale. Volentieri, con umiltà. Ecco. Allora, una prima questione, come ti è giunta questa passione di un canto? Allora, quando ero un sartè da giovane, voglio sempre... Ho cominciato prima per il teatro. C'erano i tre vecchi in sartè in piazza in Pacciareda, si chiama un luogo dove sono stato arrivato un sartè anche a me Milano e Missia. E sto lavori mi fanno sempre a teatro una scuola all'epoca di là, da giù e poi piano piano ho comprato un piccolo posto. Ho cominciato a mettere un po' qualche cassetto di Sardù, mica al principio mica corso. E di Sardù e di qua, e dunque ho cominciato a fare spettacoli che trovavo tutto l'estate e in fin di estate per tutti i vecchi del paese, ma il pubblico était acquis. Pour dire quand je pourrais faire de la merde, c'était très bien. Mais j'avais travaillé tout l'été, j'essayais de faire quelque chose de bien, et donc, bon, voilà, donc ho cominciato così. E dopo, piano piano, ho cominciato a cantare, la rete si è un po' più avvicinata a ciò che sentivo tutti i giorni, dunque i canti corsi, polifonie, eccetera. Poi in Sartetta abbiamo la fortuna di avere a Giampaolo Poletti e il Cordome, e dunque piano piano mi sono avvicinato. Hai fatto parte di, giusto appunto, di soccorri Dopo. di Sarte, dopo? Dunque ho cominciato un po' a ripetere con Jean-Paul, che è sempre qui a Damana, i giorni per domandare ciò che è una polifonia o ciò che è un canto corso più tradizionale, più contemporaneo. E poi dopo io come campagna una iaccia, sono venuto vicino da qui, giusto da Reto, qui, in una sala, con Natale Luciani a scuola di canto. Ecco. E dunque ho cominciato a 15 anni con la scuola di canto di Natale. A cantare tutti i marcori e di qualche sia che mi ha assai marcato perché che doveva più che diventava o si era malato a malavia era sempre qui tutti i marcori per darci corsi di canto e dunque c'è qualche sia che ti marca e poi c'è qualche sia che ti metta in un buon chiasso mica in chiasse più scure e dunque era qui per il canto, per la cultura e per impegnare di noi, i cittadini che erano qui, di tutto il suo percorso di militante culturale che ci ha fatto, che ci ha portato, come voi avete tutti qui, perché domani il canto, il teatro, la lingua potessi continuare a essere parlata, a essere cantata, a essere giocata al teatro. Ecco, dunque il percorso dopo questo lavoro è cominciato a Casagno, e dopo piano piano con Natale Luciani. A stampa di Natale Luciani che noi salutiamo a memoria, è un attore culturale tremendo di radio, ti ha stampato in cuore, è stato un andatore che ti ha portato sino ai tuoi provi che tu hai fatto sino davanti alla scena. Ma tu, quando tu canti o anche quando tu giochi, è sempre bene avere un sogno. Tu non avevi un sogno, non avanzi mica. E o me il sogno era di un giorno, come quando tu cominci a giocare a ballo, giochi in DH, e ho bisogno di giocare a Milano C. È vero che tu sei un appassionato di ballo. Voilà. Parla che ballo, Bon, ho cominciato a GSA, il mio sogno era di giocare ancora a Selec in seconda divisione contro Bastiglia. Bon, e qui un canto era lo stesso, ho cominciato a scuola di canto ancora Natale, il mio sogno era di cantare un giorno, un canto Polo Corso, che era a vetrina di radio di Agorsi, che ha un canto corso. All'epoca posto mi domando qual è che un giorno non è mica partecipato manca una ripetizione di suo gruppo culturale, dunque malauradamente sono dentro in suo gruppo, ma Natale viene di parte e sono stato 3 anni, ma io quantunque realizzato un mio sogno che era di imparare piano piano un canto
con amici che oggi cantano un Devocimento, come Fredo Poggi e tutti tanti altri, Laurent Bruschini, Diana Zalicetti, eccetera. Tutta questa gioventù di radio Ayacina, campavamo qui, ma abbiamo tutto un paese, ma campavamo qui, e dunque potremmo ringraziare, per tutto il mondo ringrazia a Natale, dunque anche oggi ha fatto una canzone all'ultimo disco, per ringraziare a Natale chi l'ha portata, chi ha capito Xavier Tavere, eccetera, eccetera. E dunque è vero che Natale ha marcato una generazione completa, e oggi la scuola di canto campa sempre, posto che ci sono i giovani che sono impegnati di suo scopo qui, di continuare a strada, e voglio ringraziare qui, e quando non potremo, abbiamo va a qualche concerto, abbiamo va, voilà, abbiamo cantare dritti a manca. Voilà. È stato un fatto d'amicizia, come noi Taruconi, una squadra d'amiconi, parte di noi, ciò che risento è stato una storia d'amicizia, che ha portato a questa scena. Se di noi un comediante, che tu hai fatto di noi una prova con noi al teatro, e noi abbiamo fatto una prova in te, diciamo piuttosto, e che tu hai conosciuto un attore assai famoso, ce ne puoi parlare di... E beh, dunque, dopo accanto a quello corso mi sono arrestato con un gruppo perché volevo cantare le canzoni, tagliare i testi, eccetera, e dunque un po' di un campone tutti i miei testi, tutte le canzoni accanto a quello corso, dunque ho fatto la scelta di fare il mio primo disco in solo, e un disco, 2 dischi, 3 dischi, e un giorno c'è una donna che conoscevo così, che era venuta a vedere un concerto, che mi ha detto: ascoltate, c'è una prova a fare in un teatro au Bouffe Parisien, et on cherche un berger corse pour jouer le rôle du berger dans La Femme du Boulanger avec Michel Galabru. Et donc je me suis retrouvé au Bouffe Parisien à faire un essai, et il fallait à la fois jouer, à la fois chanter. Donc ho giocato una scena, ho imparato sul testo, e dopo ho cantato Fortunato perché ci voleva fare una serenata. Qui ero un poco più alleso, diciamo, più allegro, per farla. E si è passato così, sono stato ritenuto, e soprattutto in questa strada qui, dove è stato appena il scambiamento, posto che avevo un zitteto che veniva di nascere. Ci sono scelte a fare perché si parla molto di progetti, di lavorare, di andatura, di andare a Mentena, ma di no ci sono scelte di vita a fare, e questo c'ho a dire. C'ho a dire che siamo qui a yoga, ma se non vogliamo andare più lontano, c'ho a fare scelte di vita. E a un momento dato sono stato legato a meta perché io un lavoro in arresto per 2 anni, ci voglio più da un risico di fermarsi, e ho scontrato a Michel Galabru, e sono partito alla strada perché al teatro può marciare, ma si può di non fermare. Quando tu fermi il tuo contratto nel tuo teatro, che tu giochi con Galabru, con Belmondo o con qualche sia di meno conosciuto, parti per 30 rappresentazioni in Parigi e 10 in tornata. Bon, noi abbiamo fatto 150 in Parigi e 63 in tornata, abbiamo fatto 213 rappresentazioni in tutta la Francia, dunque è stata una bella riuscita, e dunque non mi sono mica fermato di lavorare per noi, da posto che voilà. È stato qualcosa di non si può manco, una bella esperienza, si può anche troppo contare perché ci ho a Campana, ma di un uomo che mi ha marcato assai, come perché stuoli Natale Luciani ti spiegava in un canto, la mia prima passione, un canto, eccetera, ma quando ci vediamo Marco e dopo in domenicata ci vogliamo cantare, sabato a domenica. Qui campi in quagliati, qui al teatro quando tu cominci a giocare campi in cunedisti, tutti i seri gli stessi, che tu sei malata, che tu sei in bella salute, che tu ti sei preso a giocare perché la tua voglia, o che ti sei mica dormito, che ci andai a giocare, tutti i seri ci andai a giocare. E ciò da, cioè essere sincero. E il consiglio che ritiene di più di Galabru è la sincerità che ci aveva davanti a gente. Una sera, on rentrait tous les deux par le même côté de la scène, on rentrait à jardin, et un soir il me dit: tu as le stress toi mon Dolly? Et j'ai dit oui, j'ai le stress. Et pourtant ce soir, tu vas être meilleur que moi. Ah bon, pourquoi? Parce que moi j'ai faim et je pense déjà à l'entrecôte d'après.
Donc je ne peux pas toucher les gens. Toi, je vois, tu es bien dans ton rôle, là, le berger 1938. Moi, pas du tout. Je suis dans l'entrecôte au poivre. Donc voilà. E ci faccio campare da lui con la stonda. Voilà, donc sono gente che ti marcano a vita perché in più dagli anni 90 anni dunque più nuda a proa, se un giorno ha avuto qualcosa a proa perché era qualche sia abbastanza sfacciato con tu. E hai preso conoscenza che la vita era corta e che ci voleva campare e dopo on era con un uomo che si piava un capo, era qualche sia di veramente semplice e umano e che già di ogni uso tempo. Questa di noi è un ricordo che mi sta in mente. Eravamo in Mulhouse, c'era un freddo a morire, anche un Trento, anche un chauffage c'era un freddo. E vedevo tre vecchi che l'ospitali fuori, vecchi perché degli 92 anni. Et j'ai dit, Michel, il y a des gens dehors, donc c'était des fans qui avaient 80, qui l'attendaient dehors. Ah, ils sont dehors là, faites-les rentrer, offrez-leur une verveine. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'il avait fait rentrer ces trois personnes au comptoir, le temps qu'ils finissent de manger, il leur avait offert une verveine et après il avait été prendre des photos, signer des trucs. Et c'est quand même quelque chose qui te marque parce que malgré son âge, il avait quand même eu la présence d'esprit de faire rentrer, de faire partager. Voilà. Et voilà, c'est des gens qui t'apprennent l'humilité, qui t'apprennent la simplicité et qu'on soit vers la rue X ou Y, on est de passage. Siamo di passaggio. A vita corta. Allora, ci puoi parlare di un altro progetto che tu hai fatto, che è un spettacolo di Tino Rossi? Yeah. Quando siamo venuti in tornata con la fama di boulanger con Michel Galabru in Ajaccio, ed era scemo Tino Rossi da giorno. Ma io Tino Rossi non ho mai cantato, ma è troppo, mi ero mai troppo avvicinato a ciò che lei ha fatto, a tutte le sue canzoni e tutto. Ma quando Galabru è venuto in Ajaccio, gli ho detto, boh, fallo una sorpresa, gli ho chiamato via di Tino Rossi, Laurent, e gli ho detto, voilà, di un uomo, un grande uomo del teatro e del cinema francese, e dunque volevo portare dove trovare, perché era scemo dove trovare, gli ho detto Michel Galabru, eccetera, e lui mi ha detto, Michel Galabru in me può stare un mese se vuole, dunque siamo venuti là, per me era una bella sorpresa, posto che non ero mai andato in Tino Rossi, perché vediamo tutto su muro in pietra quando andavamo in Antisanguinari, ma essere introdotto in Trento è più difficile. Dunque sono introdotto in Trento con Michel e sono andato a pigliarlo all'hotel. J'ai dit Michel, cet après-midi ne fais rien, je voulais lui faire la surprise et je vais te chercher vers 14h30. Alors toi tu attends que je vienne à Ajaccio, ville de la sieste, pour me faire chier l'après-midi à m'amener dans un truc de vieux. J'ai dit, mais non, t'inquiète pas. Et je l'ai amené chez Tino Rossi, et quand il est arrivé, il avait pour prêter Tino Rossi, alors on aurait dit un enfant. On est rentré, il y a 1,8 hectare de parc, et donc là, je suis rentré avec la voiture, on m'avait donné le bip. Oh là là! Oh là là! Mais je me suis trompé de métier, moi! Alors il est arrivé là-bas, monsieur nous attendait, je peux visiter? Oui, on aurait dit un enfant. Donc il est parti dans la maison, visiter, chez Tino Rossi, il y a plein de photos de Tino avec Ferré, avec Ferrat, avec Piaf, avec Aznavour, etc. D'ailleurs, il y a des chansons, bon, après son fils m'a raconté plein de choses, il y a Le Palais de nos Chimères d'Aznavour a été composé là-bas, Tino Rossi a une vie très riche, les Algériens d'ailleurs ne la connaissent pas forcément, hein. Tino Rossi a été l'exécuteur testamentaire de Arsène Pagnol, qui était son grand ami, avec lequel il a joué plus de 4 ou 5 films. Donc bon, voilà, c'est quelqu'un qui avait une vie super riche, parce que Tino Rossi, on dit Tino. Moi, il n'y a que vraiment, quand je me suis décidé à faire ce spectacle, que je suis rentré dans sa vie, parce que je ne connaissais pas du tout Tino Rossi. Quand il a visité, à un moment donné, on était dans le salon, on buvait un café, puis on entend « Mondoloni, viens voir un petit peu, là, viens voir !» Il était au fond d'un couloir, alors j'arrive, etc. « Regarde, Mondoloni, regarde au mur, là. Je ne suis pas une merde, moi. » Et avec Michel Galabru, avec Tino Rossi, et Michel venait d'obtenir son César dans Le Juge et l'Assassin, dans le rôle le meilleur acteur pour son César. Et il me dit, tu vois, je ne suis pas n'importe qui, je suis à côté de Tino Rossi, etc. Et donc c'était assez ubuesque de voir Michel Galabru, auquel je faisais moi-même une surprise, de se retrouver au mur chez Tino. Donc c'était assez pas mal. Et donc à la sortie de cette visite, je le ramenais, il me disait,
tu dois être assez narcissique pour avoir un de tes propres disques dans ta voiture, mon ami. J'ai dit peut-être, j'ai fait semblant de chercher, mais je savais que je l'avais. Eh oui, mythomane, méditerranéen. On est des mythos. Eh oui, tu as ton disque, tu as pas sonné, tu as ton disque. Écoute, mets la chanson, mets-la. Attends, tais-toi. Mais je parle pas, Michel, mais tais-toi quand même. C'est beau, hein. Ah ouais, c'est beau, hein, c'est beau. C'est beau le corps, hein. C'est beau, hein. C'est beau, mais on ne comprend rien. J'ai dit oui, Michel, on ne comprend rien parce que c'est du Corse. Il me dit oui, mais je suis sûr que même les Corses, ils comprennent pas. Et il me dit, et à lui, il n'y a personne qui lui rend hommage, à Tilo Rossi. Et voilà comment j'ai décidé. Parce qu'on était en tournée, donc j'ai continué un petit peu petit à petit à voir comment ça marchait. J'ai dit tiens, je vais voir, parce que bon, faut dire quand même que c'était un spectacle dédié, pas forcément au départ aux jeunes. C'était dédié aux personnes âgées. Et donc j'ai dit, comme Michel, dans la femme du boulanger, on était en tournée, il nous reste encore une quarantaine de dates à faire. Bon, un misodetto e giusto appunto un luogo paproa Settino Rossi ci risponde sempre anche al pubblico e dunque piano piano abbiamo messo una canzone senza dire à Alain Sachs le metteur en scène parce que William Mick, parce qu'on avait choisi des chansons et donc je ne pouvais pas changer comme ça les chansons, enfin sans lui dire, on l'a parté avec Michel, on l'a fait, parce qu'en tournée il n'y est plus le metteur en scène, il est beaucoup à Paris. Tu as mis le pied comme ci, tu as mis le pied comme ça, etc. sur des concerts. Mais après en tournée, il est passé à une autre pièce et il n'est pas forcément là. Il a fait une surprise aux deux, Alain Sachs, mais, que je salue d'ailleurs. Mais voilà, en tournée, on était un petit peu plus libre. Pas dans le texte de Pagnol, parce que c'était quand même un texte de l'Académie française. Mais après, pour les chansons, tout ce qui était agrémenté, on était un petit peu plus libre. Et Michel m'a dit, mets une ou deux chansons de Tino, comme ça tu vois si ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'un soir j'arrive, je ne devais pas mettre de Tino sur la dernière chanson, et je chantais une dernière chanson juste avant quand la pomponnette donc, arrive et salope donc, et à la fin je dois chanter une chanson, et là je mets un Tino, mais c'est pas du tout prévu. Et lui il doit saluer parce que tous les gens sont debout, parce que c'est quand même pour lui, etc. La dernière scène avec la boulangère elle était quand même très émotionnelle, très émotive pour les gens qui étaient là, etc. Et je chante Tino, il fait. Et au lieu de regarder le public, qui s'était levé pour lui, il faisait « T'as super hein. La canzone di Tino, là, super !» Il s'en foutait des gens. J'avais tellement surpris quand je sors de Tino. Donc j'ai dit, si ça marche sur Galabru, ça peut marcher sur le public. Et c'est comme ça que je me suis vraiment lancé et que j'ai fait ce spectacle sur Tino Rossi. E la canzone qual era? La canzone era Catari, la canzone napolitana che gli piaceva molto. E quando malheureusamente Michel Galabru è morto, Zovio mi ha chiamato per cantare questa canzone davanti al suo sepoltura, e dunque in Parigi è stato un momento di nuovo bello complicato per me, posto che ero un uomo, non avevo mai pianto vedendo, avevo sempre fatto qualche risata, e dunque sono qui come qua, a vita è così, a vita Enrico Mossi, a vita siamo nati per amore anche noi, e voilà, donc Catari è una canzone che è bene che mi prendete questa questione qui, posto che stasera qui era sa canzone e quando è partita gli accompagna tanta questa di noi. E poi là, c'è poi là, a cappella così, giusto un piccolo passaggio. Catari, perché mi dice se parole amare, perché mi para il cuore, mi viento Catari, eccetera. Ci avete conto quindi della vostra esperienza di teatrino con Michel Galabru, quindi avete avuto diciamo la fortuna di si è fatto un po' per caso perché all'inizio era due cantatori, era un la vostra passione e poi siete venuti al teatro. E volevo sapere se oggi avete l'intenzione di mettere sa passione che voi avete di nuovo occupato al teatro, il vostro talento al servizio della lingua corsa. Quindi è tramandato quindi la lingua corsa il canto, quindi ci sono assai cantarini che cantano in corso, quindi, e che hanno portato questa lingua e che facciano che la lingua oggi è di viva, ma teatrini in lingua corsa ce ne sono pochi, penso. Soprattutto che c'è Nico Maranin che si è fermato, dunque una perdita maggiore per il teatro corso e per la lingua corsa, ma quando abbiamo finito di fare sapete con Michel Galabru, non abbiamo mica abbandonato il teatro, posto che abbiamo fatto su spettacolo a Tilo Rossi, e dunque abbiamo preso qualche sia per mettermi in scena, dunque c'era sempre il teatro di Garagli, perché quando abbiamo finito un'esperienza, voglio sempre che lo ci sia una lea,
tra ciò che vengo a fare giusto innanzi. Dunque, io ho venuto a Cutino Rossi e ora lavoro in un libro, posto che ho scritto un libro in Catenaccio di Sartè, lavoro in un altro libro, ma che è appena più un libro di risata e di scene che si sono passate dai vita di tutto il mondo, di Garudi, eccetera, appena ciò che avete voi, storie vere che sono accadute, e ma va poi un spettacolo ancora di Ferrari, tutti e due, di teatro, ma non sarà mica che in lingua corsa, sarà in lingua francese e in lingua corsa, i due, perché i cacciati sono più potenza poi quando è messa in lingua corsa a Vina. Di una storia, perché la lingua corsa è più potenza, poi comincia in lingua francese. Dunque c'è la lingua francese e la lingua corsa, e poi teatro in lingua corsa ci sono gente che facciano meglio che noi, e penso che in suo mestiere di noi tutto il mondo deve avere la sua piazza, tenere la sua piazza, e anche se posso partecipare un giorno a una pezza di teatro in Sanazan in lingua corsa, penso che il teatro nostrale, giusto appunto, d'altri, hanno la sua piazza, e penso che quando in suo mestiere tutto il mondo tiene la sua piazza, la lingua si porta bene e meglio, e dunque e poi ciò faccio che abbiamo voglia di fare veramente, e dunque questa messa in scena qui con di Ferrari abbiamo pensato piuttosto a fare in bislingua, e c'è sempre una linea tra ciò che faccio tutti i giorni in cui scuole bislingua della città di Ajaccio, e dunque vedete che in una simbolica c'è sempre una linea in la mia vita. Cristoforo, io ti voglio dire che per noi, teatrini di teatro nostrale, la lingua corsa è un vettore importantissimo, e viene di dire che, giusto appunto, sarebbe da consente un giorno a giocare. Se in te, a Zaibè, hai già partecipato in Cutega, hai partecipato con noi in una scenetta. Ma guarda, a dove camminare tu, se non da me da ora, in qua piccolo, e non so, da è stata mista ma non blu, ma c'è una cosa! Sarà piuttosto messa pure in donna, sì! No, sono mica Tino! No, ti sto ascoltando, je chante Tino! Non sono mica Tino, se no. Sappi tu chi Tino, come facci tu quando lo guardi davanti alla scena e ramuti di paura. E per stasera mi sono cagato anch'io un po' che tu Da un tratto. Tino bouge en bosse, Tino là il y a le mandat. T'es au champ, il y a la marinella. E a marinella. l'hai pubblicato un po'. Pianella te pianini. A me John m'ha detto a me che non lontano m'ha detto con l'amica piatire Nini. La piatine giù e con cacazzito ti non andava. No, non mi ha detto sta faccia un bot. Ha detto pigliami una sola. Una sola? Il sol! Una sola ha detto! Il sol! Una sola! E la finita tutta la luce marrisa, sa, se ti sta soprattutto in un caso. Oh! Una vita del insolito il re. Ma sai come l'ha detto? Ha detto, Ottino, e metti di piace in culo! Scusate,
mi potete dare consigli per una carriera di cantarina? So che ti piace il canto, che tu canti, che tu hai una bella voce. Consigli è un po' difficile per me di dare consigli, posto che non ho mica 20 anni e più. Abbiamo una piccola esperienza qui di cantarina in corso. Il consiglio principale che do sempre ai giovani è il lavoro. Che senza lavoro non si può nulla. Dopo c'è una bella squadra, perché solo non si faccia nulla di nuovo. Si lavora da solo, ma dopo per fare, c'è manco una persona o due in giro a sé. C'è a proporre qualcosa di speciale, qualcosa di unico, posto che la tua voce è unica. Dunque c'è a provare uso mondo musicale. Quindi è un altro consiglio che ti voglio dare, perché altrimenti ad avere ciò che tutto il mondo fa, ad cascare così in qualcosa che non ha mica senso, ma qualcosa che non ha mica portato attenzione a gente di un mestiere. Dunque, come so che tu hai quello in Parigi c'è una bomba di aggressione, perché in Parigi c'è la sicurezza. Donc, noi siamo imparati a cantare, c'è pensato a sicurezza perché in Parigi ho mia due mani. Ma per essere più serio, in Parigi c'è una bella scuola, e ci sono. E d'après a me, non so mica se tu la faccio, ma c'è di imparare a giocare o manco di uno strumento. O imparare a leggere la musica. E se tu non ci riesci mica, posto che ho bisogno di tutti i cantarini, e di un giorno esce un disco, e di un giorno fa una scena con canzoni contemporanee, anche se tu non gli mica su scopo qui, leggendo la musica può rientrare in cori femminili, imparare a polifonia, voltare di te e cantare, imparare a cantare e leggendo la musica, che senza leggere la musica, quando non si riesce mica in musica contemporanea, è più difficile. Dunque, se tu vuoi, il consiglio che ti voglio dare è il lavoro, e avere nel tuo sacco o più armi possibili per affrontare questa vita di cantarini, posto che una vita fatta di bei scontri, di bei stondi, ma di non di pendicapo, di rimessi in questione, di soldi messi all'antatore, questi di non a dire, per avanzare, perché senza mezzi di non si può mica avanzare, dunque sovente ci sono sforzi finanziari che sono fatti e dunque per cioè armati per fare, dunque ecco sì, in tutta umiltà se ti posso dare questi consigli, ma di tutta maniera sta come tu sei, canti bene e di tutta maniera un canto anche se tu non riesci mica a più da riesci della tua vita e di cantare, posto che cantare è la tua passione, dunque cantare in Corsica ti ha la fortuna di poi cantare di tu vuoi, quando tu vuoi. E dunque parti di bene, prova, essendo seria, lavorando, armandoti di tutti i armi che ti ho detto, ma di tutta maniera, sapere che saremo sempre qui per accoglierti e poter sempre cantare con noi, posto che in Corsica la canzone fa parte della nostra vita. Quando siamo battezzati, cantali, quando ci maritiamo, ci sono i cantatori, e anche quando siamo partiti all'Eterno ci sono i cantatori che ci accompagnano, dunque sta la fortuna di essere in un paese dove il canto accompagna la vita dell'uomo e delle donne, dunque parte ma vuol tipo male tu vuoi. Belle parole Cristofono che ci toccano in massa, queste parole che sono parole di fraternità e all'uso sputico corto si può dire. C'è Felice che ti vuole porre una questione, giusto appunto? È vero. Allora, potete parlare del vostro percorso culturale qui nella città di Ajaccio per la lingua corsica? Allora, la lingua corsa mi sono sempre detto tutta la mia vita, un uomo che canta, che è artista, non deve mica entrare in politica. Mi sono sempre detto, l'anno. E poi mi sono visto, camminando facendo, che se tu non ti impegni mica, se tu entri mica in una vita politica, i politici si occupano della cultura e di tutto il mondo a te, non è mica forzoso, giusto appunto. Si può non sbagliare, non so mica veramente in una buona strada. Dunque mi sono detto che
militante culturale è bene, e militante culturale per portare messaggi, per fare che la lingua campese come volete voi, ma militanti politici al servizio della cultura e della lingua, è bene di noi perché abbiamo idee che i politici non hanno mica, e questo ci vuole dire, soprattutto per la cultura. Per fare strade, per costruire, per l'urbanismo, per lo spiazzamento in città, eccetera, per tutte queste cose qui ci sono scuole di ingegneri, eccetera. Ma per la cultura, se tu metti qualche sia la cultura, conosci mica di questo mondo qui, per due soffio, e poi non è mica da consento un mondo culturale. Dunque mi sono lampato in questo bagno qui, voltato da Biarritz, ero a Orly e per citarlo, e Lorenzo Marcangelo è sempre stato mio amico da giovane, e ci siamo scontrati a Orly ed era già deputato e io non ero mica un uomo politico di diritto, lontano da lui, e ci siamo scontrati e ci mettiamo accanto io così, et on entendait déjà qu'il devait se présenter aux élections à Ajaccio, etc. Et j'ai dit tu vas te présenter aux élections en tant que maire, info ou intox. Et lui me dit tu vas être celui qui va s'occuper de la langue corse et des festivités à Ajaccio, info ou intox. Et moi j'étais à cette période-là et retourné en tant que Michel Galabru et Michel Galabru è qualche sia che è sempre così dans l'instant, je dirais. Voilà. Et un homme qui dice cose così. Et le fait d'avoir partagé ces moments avec Michel Galabru, qui était tout le temps dans l'instant, tout le temps comme ça, cette proposition de Laurent m'a plu. Et j'ai dit voilà, je vais revenir avec un projet pour la langue corse et les festivités. Si tu pars pour au moins la moitié de ce que je vais te proposer, je pars avec toi en politique, peu importe l'étiquette ou la coloration, parce qu'on est pour une ville, là on est pour Ajaccio, moi le but c'était de faire avancer Ajaccio. Et donc je suis parti ils sont partis en politique. Et en cui mi idee di cittadino, ma di noi, di corso e datori culturali e cantarino corso. E penso che senza lampamivio, con son né santo né Cristo, ma penso che le idee sono buone perché sono sempre state all'ascolto, giusto appunto, dei militanti culturali e delle tesi che le avevano, e dopo quando sono giunto ha potuto mettere in piazza anche l'accordo di Umeri che mi ha dato Bartola Bianca, a te noi le maniere di fare non sono mai stati fatti, posto che quelli che erano a me piazza innanzi non erano mica di un mondo culturale e di un mondo musicale. Ecco perché mi sono anche appassionato per questa lingua qui in mia città. Travailliamo anche in scuola, travailliamo anche in ciucce, non c'è più da riuscita di ciucciati, siete di 2 anni, 3 anni. Abbiamo fatto anche bagni linguistici pure corsi, faccio che quando c'è anche Monica Santoni che era di già a Meria, che parla un corso tremendo. E oggi Monica, abbiamo 8 ciucciati nella città di Ajaccio, Monica tutti i luni, tutti i marti faccio i giri di ciucciati, quando Monica entra nei ciucciati, a ciucciati non parla più francese, non parla più del corso, perché è un primo passo che non esiste in luogo, e dunque proviamo di farlo un anno, dopo vedremo i risultati, e voglio dire soprattutto che per la lingua corsa non c'è partito politico, è la lingua corsa di tutti, è la lingua corsa per tutti, e lavoro con Lorenzo Marcangelo, come lavoro con Gilles Simeone, come lavoro a radio se non c'è un quayante di manco di diritti, per impresa, o tutto che la lingua corsa potesse avanzare, perché se tu vuoi i partiti politici a mezza lingua non ti risorti più, posto che discorrendo di discussioni di caffè c'è mica la sorta, è bella semplice, oggi in corso, in lingua corsa, in Corsica, siamo a poco preso 90.000 a parlare la lingua. Faccio che se non perdiamo tempo a dire è di dritto, ti ha più dritto, è di manca, chi ci capisce, è di nazionalista, sa più che me o sa meno che me, è la lingua che perde tempo e che perde tempo. Questo a dire. Ci può essere battaglie politiche durante le campagne, ma dopo è tanto meglio per la Corsica e per la lingua corsa. Oggi in Corsica tutto il mondo lavora mano nella mano. Io lavoro con Saverio Luciani della CTC, lavoro anche in città di Bastia
e Gilles Simeone, eccetera. Dunque, qui è importante di dire di noi è che la lingua corsa, i politici corsi lavorano insieme e abbiamo visto anche a fare la politica insieme a fondo per tutto ciò che è fiscalità, restimio, eccetera. Si sono di noi uniti perché la corsa avanza e qui c'è qualcosa che scambia e mi faccio piacere di vedere perché la gente diceva i giorni e è vero che quando noi mettiamo davanti un po' con tutti i vecchi e noi giovani abbiamo a orientare perché la politica è di non combattere, l'idea ci combattiamo durante le campagne ma dopo lavoriamo insieme una volta che tutto il mondo è eletto, tutto il mondo è alla sua piazza, lavoriamo insieme e siamo pro di questa lingua e quello che voglio dire. Ecco, se la risposta ti va bene. La gioventù la viene se tu e a lingua e a tramandera tocca a gioventù, ma di parlare è un scopo nuovo di ciucciati perché i ciucciati si vedono città di ciuccarelli che si mettono a parlare la lingua e un fiato nuovo e una speranza di noi per la bene della nostra terra e della nostra lingua. Allora, Christophe, abbiamo avuto la fortuna di partecipare al Carnevale d'Ajaccio e ci siamo campi, è stata una bella esperienza e vogliamo sapere se stanno hai da proporre un altro Carnevale. Qui di nuovo, quando tu faccio la politica, è bene di fare promesse e di tenere. Bon, pas au carnaval, c'est héroïque, per questo coso qui, direi che lei ha fatto mettere il programma la Renzo Arcangeli, dunque quando siamo stati lì tu mi hai detto volevo il carnevale, te pigliatelo e portatelo. Dunque l'abbiamo fatto, faceva più una ventena d'anni che non c'era più carnevale in Ajaccio, l'abbiamo fatto, ringraziargli a scuola di teatro nostra di 6 minuti, ci siamo gampi, ci siamo amusati e quest'anno di nuovo ci sarà un carnevale, posto che noi ci scriviamo hanno un carnevale che volterà tutti gli anni la prima domenicata di luglio, posto che noi saremo tutti i carnevali di Corsica e diciamo sempre che Ajaccio è la capitale regionale, dunque prima o 2 di luglio che viene ci sarà un carnevale in Ajaccio, spero. Hanno passato circa 60.000 persone in 2 anni e quest'anno forza di più, di domande di squadre di Sardegna che ora in Ivena, di Nizza, due gare di Nizza, che non ho mica chiamato, che sono quelli che mi chiamano via di reti sociali, eccetera. Dunque, è bene che ci sia qualcosa di ben in giro sul carnevale qui e che la gente potesse riunire dal tro, posto che la Sardegna sono i nostri vicini, dunque le accoglie bene volentieri anche le bandiere e testa amore. Quest'anno dunque ci saranno i sardi tra noi. Ci sarà una bella squadra di inizio, una trentina di noi, dunque ci sarà molta colore, altri che agosto, c'è Sarte che mi fa una bella squadra di scemi, forse ci sarà teatro nostrale, ma va di un bello garretto, anche un servizio di lingua corsa, anche quelli che hanno fatto il carnevale di Brando, dunque anche tutti si mascherano e corsi. Voilà, donc proviamo di fare che anche sia più meglio di anno in anno e che il carnevale d'Ajaccio sia il carnevale da Corsica. Allora l'appuntamento è dato e ci ritroveremo il primo Perché, posso domandarti qualcosa, perché avevi scelto luglio, quando mica in principio il carnevale si festeggia di radio, o più questo è un periodo un po' triste, l'inverno, e non avevamo tanto a fare, quindi perché luglio quando non avevo mica tanto bisogno di un carnevale Una bella questione. A me ne posta parecchie volte e se facevo il carnevale di Vriaglio un po' di io, prima c'era qualcosa, un problema finanziario e che ciò che avevo detto era all'epoca e se faccio voltare il carnevale di Garudi d'Ajaccio faccio voltare a un livello professionale. Se pas sorte qualcosa in cui due colori che si battono mi garbi tanto. Dunque, cosa ho fatto? Ho chiamato i più professionali di Francia, che sono quelli di Nizza, per fare tutti i sigareti, i cigarroni,
posto che fa colonna a 10 metri di altezza per 12 metri di lunghezza, e li facciano uso carnevale di Briadio. E come a Città d'Ajaccio non ha tanti mezzi finanziari, sono stati obbligati ad aspettare che il carnevale di Nizza si vesse per loro, per affittare e mica comprare i garretti a Nizza. Dunque, prima risposta è finanziaria. La seconda è che, come in Ajaccio non c'è più carnevale di poi anni e anni, a gente si sono avvezzi a parte in vacanza. Allora si può vedere che il mese di Briadio, se voi vedete a Facebook, tutto il mondo è in vacanza fuori di noi. A chi o ski, a chi a Osore. È vero che la Iacini ha preso l'abitudine di partire in vacanza di Briadio di marzo. E dunque, se noi facciamo un carnevale a Sepica qui, fa dire che può essere 1000 o 2000 persone corse a Iacini, non erano mica qui. E poi, a terza risposta, a terza diciamo la cosa perché abbiamo scelto l'Udu è che sono andato all'ufficio di turismo e ho detto mi ha portato un carnevale costa poco presto 100.000 euro, costa alla Iacini €1,80 per gente, no. Non è nulla, per 2 giorni di festa, ma io popolare, e ho detto ditemi un periodo dove Ajaccio ha più bisogno di vesti, dove i commercianti di Ajaccio hanno più bisogno di soldi. E mi hanno detto, se tu facci i Briadi, di tutta maniera Ajaccio non ci sono turisti, nemmeno. Dunque non è mica una mano finanziaria positiva per noi. Dunque abbiamo scelto l'Udu perché i 15 primi giorni di l'Udu i commercianti dicono, oh quest'anno non c'è niente. Ah, quest'anno. Se volete. Dunque abbiamo scelto i 2 primi giorni di Ludo, sapendo che in Ajaccio di giugno ci sono i pescatori, di maggio c'erano quindi regate, c'è i pescatori in festa con la Santera, c'è un festival di jazz con Marcello Guidicelli, e dunque culiamo piano piano verso una stagione assai importante. E come lavoro io a Air Corsica, la compagnia aerea, mi sono visto che a prima domenica di Ludo la bio erano i bioti, e dunque abbiamo fatto un primo carnevale, un bello carnevale l'anno passato, posto che 60.000 persone sono giunti qui, e un bel mica perché i corsi andaristi in Nizza a fare veste, perché in Nizza non direbbero mica qui a fare carnevale con noi. A prova è che quest'anno quelli di Nizza giungono, quelli di Sardegna giungono di noi, e faccio che i mezzi di trasporto forse 3 anni più piazza Venn, i commercianti hanno essa in 2 giorni che sono come 15 d'agosto, posto che 60.000 persone di Garudi è il 15 d'agosto, dunque farà per i commercianti 2 15 d'agosto a fare un come esistia lì. E poi quest'anno in più di un carnevale è mai stato un sport, e è mai un mondiale di football Place Mio, 7, 8 e 9 di luglio, e 10, 11, 12 di luglio un gran premio di bocci all'Anta Piazza con Diamante, come si faccia in Bastiglia, una grossa bocciata con tutti i campioni del mondo che giungono qui per i 3 giorni di luglio, dopo il 14 di luglio, eccetera. E poi va un festival che parte il primo giorno di carnevale, il primo, e che finisce il 31 di luglio, che si chiama Vacanze in Ajaccio, e ho avuto la fortuna di partire a Rio de Janeiro, e a Rio de Janeiro la gente faceva lo sport da 7 ore di mare a mezzanotte. E noi abbiamo i piatti qui in città, San Francesco, Parco Bertò, in Sinaga Polivello, e all'anta si piatti a fare bronzo Q, c'era tanta fame. E come i sali di sport in noi di luglio e di agosto chiudono, quest'anno avevamo lo sport all'anti piatti, abbiamo costruito i baracconi, abbiamo costato poi 2 euro per persona, c'era i coach, donc c'era la zumba, c'era la box, poi ballare, poi fare lo sport all'anti piatti da Ajaccio in città. Adesso invito a tutti i tarruconi a andare, i tarruconi sono se tu le fai tutti margherite, forse margherite tutti là, ma non sei mica tarruconi, sei più panzoni, sono scarsi quelli che sono magri di tarruconi. Allora adesso più belli progetti in tutti i casi. Guarda, vedi che la politica mi piace assai di avanzare città di Roma. E poi ci fai il metro, che ci faccio piacere, di santi che i nostri cucini sardi hanno da avere anche che sono come a noi,
militanti a nanta lingua, la cultura e ciadunini. È vero che la stagione 2016, tra il carnavale e il Copa d'Avorio, per noi è stato veramente una bella c'è stato sul problema nella piazza di sicurezza, che non ci potevamo mica aspettare, ma dopo è un'emissione che è stata comunque vista da 300, quasi 4 milioni di persone. Dunque è qualcosa che a mio avviso porterà avanti di tutta maniera. Più 10 milioni di viste su Facebook. Dunque, per artisti che un associo d'artisti così che hanno fatto la prova di cantare corsa, che hanno provato di cantare corsa un po' meglio e che voglio ringraziare perché sono stati veramente seri quando ci vogliono ripetere eccetera, che a mio avviso non vedremo mica domani. E dunque è stata una bella prova. Allora, quest'anno che mi fa Julien Doré di nuovo e spettacolo, ma ce ne ho per tutto il mondo, c'è anche un soprano che mi fa, ce l'ho pas cité, di pas mai, ma quest'anno volevo dire che posto che sono qui per la lingua corsa, che il 15 agosto non c'è più da essere The Voice e mica The Voice, il 15 agosto dia Santa Maria, ci ha cantato Dio Salve Regina, l'Ave Maria, e dopo ci sarà Diana di l'Alba di gratis in la piazza del Diamante e alla venire sul spettacolo con cui Dio Salve Regina a sera di Santa Maria. Allora, qui per dire giusto appunto in parole qui, che tu parli di Diana di l'Alba, che tu parli di Santa Maria, si riconosce di noi l'uomo di Vedi. Beh, qui di noi c'è un'idea, come voglio sempre andare a venire da una storia, mi siamo dici, mi dava un esercizio a fondo che dice a metà. E ho tagliato la fortuna di babbe e di mamma di Sartinese e ho gatenaccio di qualcosa, mamma e Minale mi portava sempre anche qui di sandalacci, di mattinata, ci volevo andare a messa, era così. E ad esempio, la laicità in Corsica di bene, rispettiamo e tutto. E qui da 10 anni aveva una campagna a Ieja di Corsica che mi hanno domandato di fare un po' di pubblicità per Ieja e mi hanno domandato che messaggio tu puoi riportare perché la gente destina un po' a Ieja perché a Ieja è in difficoltà e c'è un pericolo per Ieja Corsa in via. E dunque ho detto un messaggio che posso portare è che ai corsi, quando andiamo sempre a messa innanzi, ciò che posso dire è quando ci andato a fare comunione ai zitteri per mangiare i fritelli da retto, siamo numerosi. Quando ci ho battezzato i zitteri per pedare un coglio da retto, siamo numerosi. Quando ci ho maritarsi per imbriagarsi da retto, siamo numerosi. Quando ci ho antarato qualche sia, malorosamente, siamo guidi. Perché io non ho detto mica in 10 quando non avete bisogno di nulla. Il messaggio che posso dire e dare ai corsi è questo. Pro radio di andare anche io più spesso in 10 a messa. E come non posso mica andare tutte le domeniche in 10 al posto che sono politico, canto, je suis un couteau suisse, per dire in francese, sono diventato un confraterno in Sartè e ho scritto sul libro all'Antogatenaccio di Sartè, c'era Francis Leonetti che ha scritto un libro in 85 e di poi più nulla. E trovo che è un peccato che sa tradizione cristiana sta sartinese pur non è mica un arneso e non spieghi mica a gente che di un giorno qui a visitare e anche pur ai sartinesi e ai ragazzini ai corsi di poi vedere dando questa tradizione come ha passato il tempo l'evoluzione che seguì e come si passa oggi e per poter per poter domani trasmettere ai giovani perché se domani non ci sono mica i giovani per impegnarsi in questa tradizione, ad sparisce a Gatenaccia, di Guranca, come ad sparisce a Ieja, come ad sparisce a Lingua Norza. E questi sono messaggi che non c'è mica a paura di dire. Che c'è che ho detto anche a Uesco, ultimamente, ho detto non c'è mica a paura di dire a Ieja in primo. Oggi. C'è mica a paura di dire che le tradizioni c'è un primo. Non c'è mica a paura di dire che la lingua corsa un giorno può sparire. Perché ci sono i scientifici che dicono che oggi in tutto il mondo c'è 5.000 lingue, oggi fermano nel pianeta Sana 5.000 lingue e ne sparisce 15 tutti gli anni.
non c'è mica io paura di dire che un giorno può accadere la lingua corsa. Ci ho sempre a tenere in mente e ci ho sempre a fare che noi parliamo, a cantiamo, a giochiamo, ma ci ho a trasmettere, che senza trasmissione non c'è tanta fa. Che sappiamo tutti, ma è bene di sempre dirla e sempre ripetere. Parlete la vostra lingua. On va parlare di corso. E dunque, voilà, sono tutto un confraterno, dopo ha scritto sul libro, e gli ho detto, bon, è bene, ha parlato da confraterna di Sartè, che ha prima confraterna corsa, che è più anziana, che è stata creata di un papa. A Corsica è stata Terra Vaticana, qui non c'è mica tutti i Corsica casani, ma in 670 Corsica era Terra Vaticana. Dopo è stata romana, eccetera, ma siamo stati qualche anno Terra Vaticana, dunque il Papa è venuto qui a creare e a portare tutte le tradizioni, eccetera. E dunque la confraternità Sartè è più anziana e gli è stato un piacetamento a tesi anche sartinesi oppure amici, anche quali voglio a caccia o a cantare di tanto in tanto, perché tutti i guidi del cordone di Sartè sono confraterni, dunque mi piace cantare, dunque cantiamo sovente. E poi ci sono esortiti, ci sono scontri umani e femo che il gattinaccio sia rispettato veramente, che lo stesso in uso bagno come è stato, posto che il gattinaccio ha poco preso 500 anni e non ha mai tanto bugiato. La tradizione, la maniera di fare, da quando il gattinaccio dentro il convento, paese 3 giorni di ritirata, insieme che lo avesse la penitenza, che lo voltesse il convento, per voltare il più grande segreto di Elo, non ha mai brudigato, bugiato di un centimo, e quello è importante perché io rispetto della tradizione e di non ascoltare i vecchi che sono qui, e per cui se il cammino, andando che sia il priore, è una lunga strada, e ci sono i vecchi che... Il cammino di un confratello, di un penitente, dell'uomo di fede, si può dire. Ma se tu dici che hai in pericolo di no, mancano i preti. Mancano i preti, e Sartè è messicano. Allora, domanda pure a Wesco, noi in da Tropolita Rocon avevamo 2 preti, i preti Giorgi, e casomai Don Francis, che lo scegliesse per li mandare, cioè appunto, a Usconto. No, ben inteso che fuori di risata... Ci vuole. E avete face parte della nostra cultura industriale. Tanto si belle parole, Cristoforo, l'ultima lezione di Cerraggio. Che per te è stato stamane per te, su scontro torna, perché ci hai scontrato di noi, ci hai giocato con noi, in cui Tarocone stamane, che è stato per te questa stonda nostrale in cui Tarocone di un teatro nostrale. Un incanto. Questo è sicuro. Beh, ti di la franca, quando ho preso il tour a stamane, sono partito da casa e mi sono guidato cada poi da me persone, cada poi a portare a amici, ma a gente che sono qui a voler sapere. Bon, di già, perché non abbiamo mica l'anno di Michel Galabru, non abbiamo mica 90 anni, sono mica di Tucucu. Ti preghiamo di Iuni, giusto sono curioso, dunque non ho un'esperienza, d'accordo, ma non abbiamo mica un'esperienza. Ma penso che tutto il mondo può imparare all'altro. E bon, sono contento di aver potuto rispondere a tutte le vostre questioni, forse sono stata abbastanza completo. E poi ora sono contento di essere anche voi, perché sono contento di essere sempre a fianco agli enti appassionati di lingua, appassionati di questa cultura, appassionati della nostra terra, e vi voglio dire che oggi sono qui e che sarò sempre qui a fianco a voi, e se c'è una sera a venire alla scena di Tarocone a fare una risata, sarà un gran piacere, noi gli fatto, faremo di noi, perché su mestiere di bene di valore, di sparare con il pubblico, ma il faut être un peu égoïste quand même. C'est bien qu'on le partage aussi entre nous, parce que c'est vrai qu'on le propose au public, mais ce métier, il n'y a que nous qui le comprenons. Ce que nous vivons, ce que nous faisons, le travail qui se cache derrière, les engagements financiers qui peuvent parfois faire qu'on va se disputer, nos hauts, nos bas, derrière des répétitions, tout ce qui se cache dans le noir et tout ce que le public, heureusement d'ailleurs, sinon il ne viendrait pas, escaperait, ne voit pas dans la lumière.
Et aujourd'hui, on est dans la lumière. Aujourd'hui, ce matin, c'était bien parce qu'on était à la fois dans la lumière et on était aussi dans le noir parce qu'il n'y a pas de public. Et même s'il y a une caméra, mais il faut l'oublier. E c'était bien parce qu'on a parlé a cœur ouvert e a cor a parte anche radio. Ci avevi messo a palese, se potevi parlare di più a tue persone che non conosciamo. Noi ti ringraziamo di cuore. Prima di lasciarti andare, ti volevi anche noi fare un piccolo regalo in cui la nostra cantarina Marina Luce, che ti ha cantato una nuova creazione, composta a musica da Cristian Moretti. Lo saluto al passaggio perché lo conosci soprattutto, che è un talentuoso compositore di musica. E la nostra cantarina Marina Luce che non poema ti va a conoscere di più perché prima è una iacina, una corsa, una giornata corsa che promuove e si conosciuta per il talento che ha sempre in umiltà come a te in semplicità. Allora ascoltiamo Marina Luce che ci ha da cantare vicino a me, è una canzone che ha un'umiltà scritta per Cristian Moretti, diceva così, perché parla di un babbo, parla di uso babbo, parla di ogni babbo, perché a mamma è stata sempre cantata, scritta, ma il babbo è scarso, che noi rendiamo un omaggio a un babbo. Allora oggi Marina Luce ci ha da cantare vicino a me. Ascoltiamo. Melodia
Allora Christophe, noi ti ringraziamo, passa bella zona nostra, passate con te. È stato un piacere tanto. Vi ringraziamo a voi di essere sempre a fianco a noi al Teatro Nostrali e vi vediamo alla prossima in una nuova storia Nostrali. A vederci e a ringraziarvi. Una Storia Nostrali in lingua corta. Azione! senza